Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano. Non siamo nel flashback kumendiano perché purtroppo ho testato le mod. Non sono molto stabili, devo capire se usarle sul PC principale, sul secondario o sul retro, adesso vediamo, ma non sono ancora, cioè non sono stabili come questa. Però raga, 2007, McLaren, l'ultimo anno di McLaren, forse l'ultimo, anche se si vocifera la Ferrari che rivuole il Cume, ma il Cume titubante, o addirittura la Renault, però è chiaro che la Renault non può garantire macchine importanti per questi anni. Ma intanto, pole position, Alfonso Gigi. Ragazzi, è arrivato un fenomeno. Gigi Hamilton, perché non si chiama Lewis Hamilton, ma Gigi Hamilton. Gigi Hamilton si becca al secondo posto, ma prima pole per il Cume, per Alonso, per Fernando Cume. Poi Giancarlo, Kimi, Kubica, Heidfeld, Trulli, Kolainen, Weber, Schumacher, Battona con le Honda fatte a mondo, bellissime, Takuma Sato, Davidson, Nicolino Rosberg, Barrichello, Wurz, Speed, Pippo Massa, 18esimo malissimo, David Coulthard, Vitantonio Luzzi, Christian Alberts e Adrian Sutil. Prima tappa del mondiale, Melbourne, subito per il Cume. 2 anni difficili alla McLaren per veneziano. Alonso campione in carica con la Renault, ma è passato alla McLaren, adesso vediamo. Alonso vuole vincere il titolo, lo vuole vincere anche il Cume. Il quinto titolo che manca da 2 anni. Dopo l'ultimo in Williams con Juan Pablo Cume. Raga, andiamo. Melbourne, prima tappa del mondiale. Raga, brutte notizie. Purtroppo piove, incredibile. Oh. Pioggia a Melbourne, rarissima, è arrivata. Vabbè. Finisce le sale, Beppe. Go, go, go. You've dropped down into P2. Mamma mia, che partenza di merda. P3. Vada. Non ci credo. You've moved down the order into P4. That's P4. Partenza orribilante. Anche la McLaren è una buona macchina. Ferrari e McLaren le macchine da battere. Però vediamo la Renault. Vada. You've moved down the order into P4. That's P. Mamma mia. Up to P3. Certo che beccarmi la pioggia così subito. Che nera, Beppe. Tanto Fisichella addirittura in prima posizione. Nessuno dava la Renault tra le favorite, anzi. Una prima tappa del mondiale molto curiosa. Però se guido come so posso vincere a Melbourne. Tanto è il primo mondiale senza Michael Schumacher e questo è incredibile. Si è ritirato Michael, ma chissà, magari tornerà. Staremo a vedere. Tanto Paul buttata via. Pole position buttata via. Non c'è proprio feeling con la McLaren, è incredibile. Giro record di fisico. Record di fisico. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Il classico good pace. Tanto grande debutto di Gigi Hamilton. Per gli amici Lewis Hamilton, ma per tutti noi Gigi Hamilton. Lewis Hamilton promette veramente di dominare i mondiali, vuole vincere tutto al primo anno. Già faide con veneziano. Alonso chissà. Fernando Cume è un po' così nel vedere un giovane Hamilton già rompere i maroni. Staremo a vedere. C'è da dire che fa strano vedere la Renault che nei test non è andata benissimo rispetto agli ultimi 2 anni. Non proprio al top, in prima posizione. Adesso bisogna capire se c'è margine per superare almeno Hamilton. Devo stare attento a non sbagliare, però devo cominciare già a fare punti, a macinare punti. Dopo le delusioni atroci degli ultimi 2 anni, l'ultimo poi proprio brutto, con tantissimi ritiri ed errori, proprio classico anno balordo cumendiano. Se le mie vittorie le faccio sempre, tanto sono molto vicino a Gigi. E finalmente sentiamo Gigi.
Gigi Hamilton con noi. Giro record del Good Cume. job. That was the fastest lap of the race so far. Sulla carta siamo noi migliori. Tanto il tempo sta migliorando. Forse. Che strano non vedere MSC. No crociere, ma Michael Schumacher. Tanto sta un po' recuperando Kimi dietro. No. Devo stare attento, non posso permettermi un ritiro. Detto che vorrei vincere dopo la pole position. La pole position Cume. Il Cume è veramente a caccia, si vede. Ma sto Gigi Hamilton sembra un pilota veramente coi contro. Vedremo. Alonso vuole il secondo titolo irridato. Mamma mia. Questo è un bruttissimo errore che mi fa perdere molto da Gigi. È tosto Gigi, è tosto. Perché Pit? No, no, Pit un cazzo. Oh. No. Forse per le gomme? Vediamo, io provo a stare in pista, vediamo. Forse sono toccato io per sbaglio, non lo so. Però piove fortissimo qua, È dura da capire. Nessuno però va ai box. No box, no box. Giro record di Kimi. No. Non ci voleva la vittoria sicura con condizioni normali. Porca di quella vacca. Molto sfortunato qua Fernando Cume. Nessun anti-box, ma Raikkonen mi sta veramente prendendo. Sono molto indietro da Hamilton. Bruttissimi sti due giri. No good, no pass, no pass. La macchina sicuramente è migliore rispetto a quella dello scorso anno, di 2 anni fa, però. Mi serviva il sole, mi serviva. Con la pioggia faccio fatica. Paul in questo momento buttata via dal Cume. No pass però. Che da fare. Giro record di Gigi. Record di Gigi. Sta volando Gigi, signori, Sta volando Gigi. Come si sta avvicinando di nuovo però. Eccola là. Eccola là, che culo. Che culo, ragazzi. Classico culo come indiano, ma Raikkonen adesso è vicinissimo. Ai ai ai. Ho visto il ritiro davanti a me. Forse ho sbagliato a mettere le morbide da bagnato. Mi consigliavano le dure, ma boh. Probabilmente errore cumendiano. A questo punto devo tenere assolutamente il terzo posto. Raikkonen però adesso è vicinissimo. Invece ho veramente un momento della carriera di sfortuna anche. Raikkonen è veramente vicino.
Molto vicino Kimi. Perdo ancora da Hamilton qualcosa. Sto debuttando. Yellow flag, signori, yellow flag. Ma yellow flag velocissima. Mi servono 2 yellow flag davanti. Yellow flag, yellow flag. Sto recuperando, sto tornando a avere ritmo, ma ho troppi errori. Dopo la McLaren non sembra essere la mia macchina, per il momento. Cerchiamo intanto di tenere il podio, sarebbe già importante. Certo che senza pioggia la vittoria assoluta. Non sbagliare, Come, non sbagliare, non puoi permettertelo. Ok, stiamo recuperando bene, su Raikkonen ce ne stiamo andando di nuovo, però Hamilton è lontanissimo, Gigi è lontanissimo. Good job. That was the fastest lap of the race so Giro far. record, questa è la dimostrazione che siamo i più forti qua, ma non basta, essere i più forti non basta per vincere la Formula 1. Ma però ho recuperato un secondo quasi in un giro, Attenzione. Se non sbaglio, posso ancora forse la seconda piazza prenderla, forse. Gara per il momento pulita, senza ritiri. È una Formula 1 che si evolve in questo 2007. Non posso prendere tutte in pieno, ragazzi, quello è il problema. Qua perdiamo un po', si avvicina di 3 decimi Kimi. Dai ragazzi, dai. Sei, 37. Just 3 laps to go now. 3 laps. Attenzione, giro record di Kimi. Sta pompando anche Kimi. Pompa anche Kimi. Infatti perdo altri 2 decimi. Siamo vicini, però vedo entrambi vicini. Fisichella forse sta un po' perdendo. Fisico perde, però mancano 3 laps. Non posso troppo rischiare. Vediamo se il Kuma ha le capacità. Un 4 volte campione non può fallire. 2-4, 2-4. C'è tensione, Beppe, c'è tensione. Dai cavolo, dai. Non sono pulito, non sono pulito purtroppo. Bella gara però, tutta molto combattuta, tutti là siamo.
Forse questo è record, vediamo, 36, 37... no. 2 laps left. Next time by will be your Final lap. Yellow flag, yellow flag, yellow flag. Dai Kume, spingi. Che è buona la macchina quest'anno. Perché se la McLaren è un po' delusa dal Kume, che in 2 anni non ha portato nessun titolo. Copiloti ovviamente, ma ha vinto Raikkonen, un costruttore l'abbiamo vinto, quindi io lo ricordo. Comunque il contratto scade quest'anno, quindi staremo a vedere. Oggi però non mi sembra da vittoria, sinceramente. Yellow flag, però non ci sono ritiri, ragazzi, solo errori oggi. Fuori Heidfeld, fuori Nicolino. Primo ritiro del 2007. Già Hamilton davanti a noi, però un debuttante davanti a noi mi sta un po' sui maroni. Se proprio devo dirla tutta. Inizia l'ultimo giro. E forse è fastest. Forse è fastest. No. This is your final lap. Final lap of the race. Sto recuperando tantissimo adesso. Comunque grande fisichella, oh. Heidfeld macchina parcheggiata. Questo è il punto dove perdo di più. Ma devo fare un miracolo. Devo rischiare troppo, non so se mi conviene. Sembra già esserci una bella rivalità. L'errore, questo mini errore mi ha tolto ogni possibilità, purtroppo. Peccato, va a vincere Fisico, meritatissima vittoria di Fisico. Per noi una mesta. Terza posizione. Peccato perché dalla pole volevo vincere. Va a vincere Fisico, il primo Gran Premio 2007, secondo il debuttante Gigione Hamilton, terzo Alfonso. E Fernando Kume, buon terzo posto, dai, non comincia malissimo, però dalla pole, peccato. Raga, la macchina c'è, ma la Easy ha pole di Pippo, signori. Pole di Pippo, per pochissimo, per un decimo, mi inculano la pole, scusate il francesismo comendiano. Secondo Alfonso, poi Nicolino Heidfeld, Robert Kubica e via via tutti gli altri. Gigi Hamilton sesto, Kimi nono, molto indietro, Fisico l'ottavo. Va bene, speriamo non ci sia la pioggia. Meno male, solo nuvoloso. Godo a cannone. Ci vediamo in gara. Dai raga. Hop. Pip. Pep. Pap. Clutch out, we're green. Go. Partenza migliore rispetto a Melbourne. Ok, in condizioni di asciutto posso vincere, ragazzi, io ve lo dico. Peccato per la pole, persa per un decimo da Pippo. Dal signor Pippo. Adesso non devo sbagliare qua, scusate un attimo, ragazzi, ecco. Ma in questa gara posso veramente portare a casa la prima vittoria stagionale? No! Ma stai zitto, Kume.
Falling down the field, Mamma that's us mia. into P8 now. Troppa confidenza e vado a sbagliare subito al primo giro. Male, 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 Beppe. Male, male, male. Abbiamo già un ritiro, un incidente. Benissimo in qualifica. Errori in gara. Ma posso rimontare, attenzione, si invola Veneziano, si invola, c'ha Kubica. E me lo distruggo, me lo ciuccio, come si suol dire. P7 now, P7. Lungo. Lungo. Falling down the field, Ma esco veloce. P7 now, P7. Okay, good pace. Carry on with the job you're Good doing. pace. Devo rimontare, punto. Tanto un incidente grosso perché è ancora ferma la macchina. Fuori Alexander, madonna, fuori Wurz. Niente, McLaren, macchina scorbutica, non c'è niente da fare, non sembra la macchina comendiana, eh. Barrichello ai box, probabilmente un incidente che ha coinvolto anche Rubigno. Guarda, che roba! Stanno togliendo la macchina adesso, ma pericolosissimo in Malaysia. La macchina c'è, però faccio tanti errori. Mamma mia, qua mi sono visto pitturato, signori. No, niente, non la tengo. Se vado a cannone non la tengo. Devo avere pazienza. Il talentissimo sembra un po' sazio, forse, dopo la grande impresa con Juan Pablo Cume e il quarto titolo in Williams, dove ho dimostrato che potevo vincere non con la macchina migliore. C'è un Cume che forse è un po' sazio, chissà. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Anche Raikkonen ottavo, che ha vinto l'anno scorso, 2 anni fa. Fernando Cume. Qua ce lo prendiamo, Jarno. È roba nostra, Jarno. P6, we have P6. Jarno è nostro. Abbiamo Gigi Hamilton davanti. Stanno ancora spostando la monoposto di Alexander Wurz. Potevano mettere la mod safety car, cazzo, che penso sia impossibile. Tanto yellow flag. Una yellow flag veloce, però. 1,7 da Gigi. 1,7 da Gigi Hamilton. Serve un po' di bagarre davanti. In realtà, intanto la bandiera gialla non è finita, eh. Boom. Niente. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. C'è molta lotta davanti, questo può essere positivo per noi. Io non posso finire 2 volte dietro. Tanto Hamilton quarto, attenzione Gigi. Forte Gigi. Molto forte sto Hamilton. Farà strada, forse qualcosa vincerà Hamilton, chissà. Attenzione, erroraccio di Fisichella, il vincitore. P5. Il vincitore di Melbourne. Questo è il grande limite di fisico che sbaglia tantissimo.
il grande limite di fisico. Comunque la Ferrari sembra la grande lotta Ferrari-McLaren, si parla addirittura di una spy story dove la McLaren ha copiato i progetti Ferrari, chissà, vedremo. Nulla di certo ancora. Certo che Gigi ha un ritmo, signori. Sto pagando l'errore del primo giro. Mi sta costando la vittoria o comunque un podio iper certo. Tanto Hamilton è in zona podio, podio di Gigi Hamilton. Vola Gigione. Gigione vola, ma noi ci siamo. Ma che errore Fisichella. Fisichella fa una vittoria, 3 ritiri, un podio. Così. Sono sparite un po' le Williams dei radar delle grandi imprese, però è anche vero che adesso Heidfeld è quarto. Posso arrivare fino a secondo, non è impossibile se guido alla grande. Pippo sembra in fuga. Pippo in fuga, yellow flag ancora, yellow flag, ma sembrano più errori che incidenti grossi. A parte a quello di Wurz. Adesso vediamo. Tanto il Cume a caccia. Ci si in testa coda, Testa coda, tanti testa coda oggi. Ancora yellow flag, yellow flag. No, scusate, no yellow flag, chiedo venia. Siamo vicinissimi. Ok, good pace. Carry on with the job you're doing. Pippo in fuga, Pippo in fuga. È importante piazzarsi, però. Sembra un mondiale molto equilibrato quello di quest'anno. Kovalainen sta rallentando un po' Gigi. No, cosa succede? Ma Dio buono. Ma non ci credo, ma non ci credo. Questo è il problema di usare la tastiera. Dio Cristo, ogni tanto capitano le stronzate. Mi penalizzo da solo, Dio Madonna. E questo mi fa girare le balle, sinceramente. Ho perso 3 secondi. Che palle, vabbè. Mettiamolo come un possibile problema al volante, però mi girano i coglioni, ragazzi, scusate il francesismo, cioè. Mi do una difficoltà in più. Vabbè, lascio perdere, va che è meglio. Almeno una gara a stagione succede, purtroppo. Peccato perché il podio, il secondo posto era veramente alla portatissima. Insomma, sono anche nervosito. Come incazzato nero, problemi al volante. Ho dovuto risettare i comandi. Cosa che in realtà è veramente successa quest'anno a Gigi Hamilton in Brasile. Adesso sembra tutto a posto nel monoposto di Fernando Cume. Però tante sbavature adesso, troppe sbavature, Beppe.
Forse non è tutto risolto nella monoposto di Fernando Cume. Anche la mappa si è elevata, perché? Basta, sto anche perdendo ancora per adesso. Forse la macchina non ne ha più. Niente, con la McLaren è veramente una maledizione McLaren. Just 3 laps to go now. 3 laps. Maledizione McLaren. Crisi nera per il Cume adesso, che non riesce più a recuperare dopo quel problema al volante di configurazione. La macchina tende ad andare verso sinistra comunque, cosa non bella a priori. La macchina mi va terribilmente verso sinistra. Ancora? Sì ragazzi, non c'è niente da fare. Problemi. You're in P7. Problemi per il Cume. Perdo 2 posizioni, sono pesanti queste per il mondiale, devo riprenderle, ma la macchina non va. Quindi veramente c'è un problema alla macchina di Fernando Cume, che va tutta verso sinistra. 2 laps left. Next time by will be your final lap. Guarda che roba. No. Che disastrum. Improvvisamente problemi alla macchina di Alo Cume o Fernando Cume, lascia voi la scelta. Qua non arrivo neanche quinto, ragazzi. Che bello. Dai, Cume, sveglia, cazzo. Che in un mondiale così anche 2 punti sono fondamentali. Va Raikkonen, ma vaffanculo Raikkonen, vai a cagare. P6, we have P6. Fa perdere anche tempo. Nervoso il Cume, nervoso. Tanto arriva una comunicazione dagli steward. Nella prossima gara veneziano partirà ultimo in griglia per incidente a Raikkonen. Vabbè. This is your final lap of the race. Penalità per veneziano, partiamo ultimi nel prossimo Gran Premio, ma io non ho colpe, questo vuole la commissione gara. Inizia il fantasmagorico cupolotto cumendiano. Detto che la macchina negli ultimi giri è letteralmente crollata, quindi regolamento più severo da quest'anno: se facciamo cazzate nella gara successiva partiamo ultimi. Bene, come un po' come è stato per Valentino Rossi, fatalità sempre in Malesia con Marchetto Marquez. Veneziano, il team radio ha detto what? Fuck you. Ecco,
sta culo a cane scoppia a prenderla intanto. Quindi sarà un gran premio in salita al prossimo, che sarà quale? Non mi ricordo. Bahrain forse, che è una gara che è iper favorevole. Che bello. Quindi la commissione gara decide. Ma no, tutto a sinistra va, guarda che roba. Non la tengo più. Vince Pippo. Vince Pippo. Per noi un misero sesto posto, che con addirittura la spada di Damocle dell'ultima posizione in griglia per la prossima gara in Bahrain. Male, male, male. Inizio un po' così di mondiale. Ci becchiamo per le classifiche. Ragazzi, classifica dopo 2 gare. Hamilton già primo a 16, Fisico, Massa e Kovalainen 10, a 9 Veneziano, Alonso, 5 Trulli, Alfa, Raikkonen, Kubica, 2 Webber, 1 Schumacher. Classifica cortissima, ragazzi. Costruttori 25 McLaren, 20 Renault, 15 Ferrari, 10 BMW, 6 Toyota, 2 Red Bull. Fisico, Massa, Veneziano, Alonso e Pippo su 2 gare, una pole e un podio. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Ciao!